Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Mario Battagli, il secondo match di questo Veneto Derby Day. Era il 17 ottobre 1948 quando per la prima volta si sfidarono queste due squadre. Sono passati quasi 66 anni e il derby tra Petrarca Padova e Rugby Rovigo Delta è sempre il derby d'Italia. A commentarlo con me Antonio Romeo. Ciao Antonio, benvenuto. Eccoci, bentornati, visto che noi da qua non ci siamo mossi. Tanto i due testimonial, le due leggende, Beppe Artuso e Silvano Biscuola. Che io conosco molto bene perché è stato mio coach nelle giovanili. Piccolo infortunio di inizio gara, ci pensa Luciano e alzerà sicuramente un pallone, tutti sotto. Deve essere fuori dai 22 per essere efficace, così è. Vediamo la carica di rossoblu. Sergioni, è una presa non perfetta, arriva Andrea De Marchi. Ci impossessiamo dell'ovale, setup centrale, siamo dentro i 22. C'è una superiorità, Rohan. Invece di allargarla, prova lui la percussione. Rohan tira dritto. Altra fase, ancora Bronzini. Oh, questo è un ottimo placcaggio su Matteo Ferro. Mi sembrava Caffini. A Caffini, hai ragione. Caffini lanciato, ben impattato. Comunque la palla rimane in possesso del Rovigo all'interno tra Rodriguez e De Marchi. Ora vediamo un po' con calma se riusciamo a rimettere a posto la nostra manovra. Ancora Lucio Rodriguez, l'inserimento di Menon, però è un'esca. Stefan Bassona, Denis Mestorovic prova all'interno di Fadalti. Guadagniamo metri, andiamo a pulire subito questo punto d'incontro. Ancora Giorgio Bronzini, Lucio Rodriguez, vediamo Lucio, apre tutta, allarga per Matteo Maran, prova Matteo Maran, la flop per Andrea De Marchi, la meta eccezionale, la meta Mitrea, la meta di Andrea De Marchi. Siamo sui 5 metri laterali più o meno, forse anche di più, parte Stefano al piede, sentiamo la Quaglio cosa dice. Si alza bene, il suono era buono, la traiettoria anche. E le guardialine. Colore chiaro, gusto pulito. Se fosse stato un altro angolo, finiva nelle mani di Ingauini, lo andavamo a prendere al casello di Boara. Molto volentieri. Tanto Bellini qui non riesce a trovare l'ovale, lo trova Bronzini. Qui è da spostare questa. Giochiamo al largo. Bravissimo Stefano, capisce. Lucio mette gambe, cerca l'incrocio. Ha provato un'azione personale, però teniamo vivo il pallone, siamo ancora in una situazione di gioco rotto. Attacchiamo con Francesco Menon. Prova, attenzione al largo, lo flotta. Vai Steven! Eccolo seconda meta di Stevie Bartolussi. L'avevamo detto, era ancora un'ottima situazione di gioco dove si poteva ancora attaccare. Il Petrarca non era ben schierato, sì, aveva le linee ancora in recupero. E alla fine siamo andati ad attaccare il corridoio con Menon. Tanto Stefan Basson dalla piazzola in fronte ai pali, non fa mancare altri 2 punti, 14-0 dopo 10 minuti. Dopo la trasformazione o quello che è successo si ricomincia con... Questa è una decisione abbastanza insolita, è raro vedere questo. Lo sai che questo è un posto dove Basson potrebbe tentare i pali? Ma secondo me la prova anche. Un problema a giocare con una testa poco concentrata. Parte Stefan Basson da metà campo. Vediamo. C'è. Che saetta, no. La potenza c'era. È partita alla grande. Parte Nicolò Fadalti al piede. Sembra buona la trasformazione del tre quarti ala padovano e così è al 21esimo, 14-3 per la Femici Z Rugby Rovigo Delta. Siamo nella metà campo padovana. C'è l'ingaggio fra le due mischie, viene giù ancora questo lato, stavolta è nostra. Sì. E Mitrea la vede. Connette testa e corpo e pallone. Parte il folletto di Ceres, centrale. Si alzano le bandierine. 17-3 Rovigo al 36esimo. Tanto Ceccato è già pronto, ma Luke noi sappiamo benissimo che non esce dal campo. Parte Nicolò Fadalti dalla piazzola. In maniera molto leggera la mette dentro. Nicolò Fadalti quando siamo al 42esimo del primo tempo. Si alza bene, ma mi sa che non prende. Sembra stretta e non entra. Portare avanti il pallone. Andiamo in mezzo con De Marchi, sì, adesso tentiamo il drive. Non l'avevamo ancora visto. Sì, è scivolato già, infatti c'è già un vantaggio per Rovigo. E noi avanziamo, però noi restiamo in piedi e ci giochiamo il vantaggio. Siamo un po' isolati, speriamo di riuscire a tenere il possesso. Quel giocatore deve rotolare via. Bronzini, Stefan al largo per Billy Ingauini. Billy Ravalle non mette le mani sul pallone, preferisce che lo prenda Willy. Questo è stato bravo Caffini a mantenere questo vale. E si ritorna sul vantaggio precedente, sull'entrata laterale. Adesso parte Stefan Basson. Vediamo se la mette dentro. 3 punti ancora Rovigo, 20-6. Di sole
bambini hanno giocato, 4 squadre tanto parte venete, Fadalti al piede, molto ben attrezzate. centri pali Fadalti, si legano, ingaggiano, l'ok, molto basse queste due. Sì, buona la posizione di Pozzi, sta tenendo bene la pressione. Giochiamo con Lucio, a largo per Bilingawini, riesce a trattenerlo Vale. Favaro, ma lo ha seguito bene Favaro, lo ha tenuto sempre all'esterno in maniera da controllare il suo step. Jeff era riuscito comunque a trovare il varco. 26esimo, Stefan Basson si concentra, comincia la propria corsa, centrale, Stefi la mette, targa la presa. Bene il lavoro di Montariol che fa subito un sacking su targa, che però riesce a liberarsi del pallone, dando così la possibilità. È buona la spinta di Rovigo. Ma il Petrarca ha spostato bene l'asse, sì. Meta tecnica. Meta tecnica Petrarca. Sì, c'è stato un arresto del gioco tirando giù il drive. Jeff Montariol. Ennesima touche presa. Proviamo noi adesso a impostare un drive avanzante. Dalla chiusa guadagniamo metri. E qui un fuorigioco netto. Prende tutta la concentrazione del caso. Parte il sudafricano. 55 metri. È corta. Era ben indirizzata purtroppo. Stefan Basson al 42esimo, parte Stefi, la potenza sembra buona stavolta, prende il palo, mannaggia, ancora lì, bravo Ngawini, solo che abbiamo preventivato, è una partita senza fine questa, restiamo con la testa qui, anche Ron torna fra la linea difensiva. Possesso è nostro, caccialo fuori Marco. E Rovigo vince il derby fra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Petrarca Padova, 23-16, quanta sofferenza ma ce l'abbiamo fatta.